Beh, attenzione, ci sono dei settori che, a prescindere dalla lungimiranza dell'imprenditore, dalla capacità, dalla passione e anche dalla voglia di innovare, comunque sono stati massacrati e poco si poteva fare, nel senso che, ripeto, gli imprenditori nel settore delle fiere, e questi poveretti potevano investire tutto quello che volevano, ma nel momento in cui tu mi chiudi la possibilità di far fiere, io non faccio nulla. Gli allestitori delle fiere, anche questi massacrati. Pensate a quelli che organizzavano concerti di musica classica, di musica pop, di musica rock, fermi tutti. Pensate a tutto l'indotto, cioè anche ai camioncini che vendevano i panini e le birre ai mega concerti da 50-100 mila persone che facevano il loro fatturato in quegli ambienti massacrati tutti. Cioè, questi qua, uno poteva essere un bravo imprenditore quanto voleva, ma di fatto non aveva possibilità. E ripeto, su questo il governo ha avuto delle responsabilità gravi di intervento. Oggi siamo di fronte a uno scenario ancora molto fluido, perché di certezze non ne abbiamo, nel senso che se noi oggi avessimo quantomeno un cronoprogramma di vaccinazioni, almeno uno, insomma, potrebbe anche programmare qualcosa, ma non avendo certezze sui vaccini, non avendo certezze sulle tempistiche e non smetterò mai di dirlo, avendo dalla mattina alla sera i cosiddetti esperti che ci dicono tutto il contrario di tutto, hai voglia tu a fare l'imprenditore. Certo che chi ha avuto sempre nei settori dove si poteva lavorare, chi ha avuto la velocità di adattarsi ai mutamenti che stiamo vivendo ha più possibilità di sopravvivere e di avere una prospettiva futura. Però io che sono un decisore, così come lo è anche l'amico Giuseppe Pan, che è il mio capogruppo, noi che abbiamo la responsabilità della decisione, cioè noi ci basiamo anche sui dati che ci vengono dati dai cosiddetti esperti, ma io guardi, da stamattina a oggi ho sentito esperti che ci hanno detto che entro l'estate vaccineremo tutti. Poi sono arrivati altri, oggi pomeriggio la notizia è che vaccineremo tutti entro settembre, che non è esattamente entro l'estate, perché vaccinare tutti entro l'estate significa liberare l'estate e quindi turismo, aziende, impresa, economia. Arrivare a liberare tutti a settembre, ottobre, vuol dire che ti bruci la stagione estiva. Poi ho sentito ieri un altro esperto, ieri sera, uno dei luminari, non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità a questi signori, che diceva noi arriveremo all'immunità di gregge a fine 2023. Cioè ragazzi, mettetevi d'accordo, perché allora se è vero questo, allora dovremmo tutti investire di più in tecnologia che ci consenta di convivere con il virus. Io lo dico da maggio dell'anno scorso, ovviamente non mi ascolta nessuno, ma siccome esistono delle tecnologie che abbattono e uccidono i virus, e perché invece non investiamo su sta roba qua? Allora le mettiamo nelle aule scolastiche e mandiamo i ragazzi a scuola, le mettiamo nei ristoranti e mandiamo la gente al ristorante, le mettiamo nelle fabbriche e mandiamo la gente a lavorare in tranquillità. Cioè, io per esempio con le università del Veneto ho fatto un investimento davvero cospicuo prima dell'estate del 2020 e ho chiesto loro: studiatemi assieme alle aziende con le reti innovative regionali, che sono uno strumento che abbiamo fatto noi Regione Veneto, studiate dei processi produttivi che siano resilienti, parola che va molto di moda, cioè dobbiamo immaginare una capacità produttiva che sia in grado di reagire efficacemente e velocemente a sconvolgimenti repentini che possono arrivare. Anche perché se voi andate molto banalmente ad analizzare gli ultimi anni, cioè noi abbiamo avuto l'11 settembre, dopo più o meno 10 anni, la crisi dei subprime che ha invaso tutto il mondo. Dopo 10 anni il virus. Quindi questo significa che c'è una ciclicità anche di queste crisi pandemiche. E allora, se già lo sappiamo questo,
pensiamo a un'economia che sia in grado di reagire a queste crisi, perché se noi aspettiamo che il virus se ne vada del tutto e nel frattempo chiudiamo, cioè ragazzi, guardate che allora all'inizio c'era un'emergenza sociosanitaria e quindi bisognava tutti lavorare per salvare vite. Dopo è arrivata l'emergenza economica. Oggi c'è un'emergenza altrettanto grave, che è quella della tenuta della nostra testa. Cioè c'è un problema di tenuta psicologica. Io penso ai ragazzi a cui abbiamo rubato di fatto un anno, sia da un punto di vista della crescita personale, sia da un punto di vista della crescita culturale con la didattica a distanza. Che a questi ragazzi che hanno passato anche l'ultimo dell'anno chiusi in casa con i genitori, cioè adesso andare a dire a questi dovrai studiare fino a tutto giugno e poi l'estate, sai cosa ti dico? Te ne stai a casa ancora con i genitori. Non è possibile. Non è possibile, a 16 anni tu hai bisogno di stare con i tuoi coetanei, hai bisogno di fumarti la sigaretta di nascosto, hai bisogno di tornare tardi il sabato sera, hai bisogno di andare in discoteca, hai bisogno di fare tutti quei passaggi, a volte anche deludenti, ma che ti fanno crescere. Non esiste crescita del giovane rimanendo a casa, questo è innaturale, è una forzatura. Allora io non mi stancherò mai di dirlo, secondo me abbiamo investito pochissimo in innovazione e ricerca e tecnologia per convivere con il virus. Avremmo potuto fare molto di più, però il mondo va da questa parte, evidentemente hanno ragione loro.